fatti del giorno e poi vediamo di approfondirne qualcuno, come facciamo di solito, in maniera più stringata del solito. Prima pagina dell'agenzia ANSA, il DNA che inchioda il killer di Iara, ma la procura di Bergamo dice volevamo riserbo, e questo sembra una critica all'annuncio del ministro Alfano, che ha detto subito ieri è una persona del luogo, è stato preso l'assassino di Iara. Il secondo titolo invece ha a che fare con Grillo, che chiama Renzi sulla legge elettorale. Il terzo titolo dell'ANSA è la strage familiare a Motta Visconti e il racconto del marito assassino, e sempre in tema di cronaca nerissima, un uomo uccide la convivente a calci e pugni nel Savonese, il cadavere tenuto 24 ore in casa. Durante una lite l'uomo ha ucciso a pugni la convivente a Pietra Ligure. La donna, 59 anni, è stata massacrata dal compagno di almeno 10 anni più giovane di lei, scrive l'agenzia ANSA. L'uomo è stato fermato dai carabinieri, avrebbe ucciso la convivente a calci e pugni, avrebbe tenuto il cadavere della compagna in casa per 24 ore. Il medico legale avrebbe fatto risalire il decesso della donna ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. La vittima è Alba Varisto, 59 anni, il presunto omicida Fabiano Visentini, a 18 anni meno della compagna. L'omicidio è avvenuto in un'abitazione di via Riviera. A dare l'allarme è stato lo stesso Visentini e non i vicini di casa, come scritto in precedenza. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio. In passato i militari erano dovuti intervenire, secondo quanto reso noto dai carabinieri, per sedare le liti nella coppia. Nella notte tra domenica e lunedì i vicini di casa avevano sentito urla e lamenti provenire dall'alloggio della coppia. Così l'agenzia ANSA in prima pagina. E poi sempre dalla prima pagina dell'ANSA: terremoto dell'Aquila, 5 arresti per tangenti sui beni culturali, reati di corruzione, falso, turbativa d'asta, millantato credito, emissione e utilizzo di fatture inesistenti, presunte mazzette nell'ambito della ricostruzione post-terremoto per accaparrarsi appalti per il recupero di beni culturali ed ecclesiastici in centro storico all'Aquila. Polizia e Guardia di Finanza stanno eseguendo 5 ordinanze di custodia cautelare, 2 in carcere, 3 ai domiciliari, nei confronti di un funzionario del Ministero dei Beni Culturali, un professionista e 3 imprenditori per reati di corruzione, falso, turbativa d'asta, millantato credito, emissione e utilizzo di fatture inesistenti. L'operazione, che ha portato ai 5 arresti, è scattata su disposizione della Procura dell'Aquila. I provvedimenti in corso di esecuzione sono il risultato di una lunga indagine sulle procedure che riguardano la costruzione e il consolidamento di alcuni beni ecclesiastici e di altri beni culturali di rilievo storico-artistico nel centro storico dell'Aquila, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009. Una prima fase c'era già stata nei mesi scorsi con l'iscrizione nel registro indagati di alcuni imprenditori, professionisti e funzionari pubblici. L'attività investigativa è stata svolta dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza e Squadra Mobile della Questura dell'Aquila. Prevista una conferenza stampa oggi alle 11 nella Procura della Repubblica dell'Aquila. L'inchiesta ruota attorno alla figura dell'ex vice commissario ai beni culturali e alla ricostruzione Luciano Marchetti e alla funzionaria del Ministero dei Beni Culturali dell'Abruzzo Alessandra Mancinelli. Con loro la Procura dell'Aquila ha ottenuto gli arresti per gli imprenditori Nunzio Massimo Vinci, Patrizio Cricchi e l'aquilano Graziano Rosone. Ruolo chiave quello di Marchetti, l'ex vicecommissario ai beni culturali alla ricostruzione. Si sarebbe firmato degli incarichi da progettista mentre era ancora in carica come vicecommissario. Al centro dell'inchiesta la ricostruzione di 2 importanti chiese distrutte dal terremoto, le Anime Sante in Piazza Duomo e Santa Maria Paganica. Per quest'ultima esiste anche un filmato che testimonia una tangente dell'1% sui 19 milioni per la ricostruzione. La dazione di denaro con 10.000 euro è stata effettuata dentro un'automobile. Le indagini hanno riguardato il biennio 2012-2013. Sono in corso al momento circa 20 perquisizioni in tutta Italia, scrive ancora l'agenzia ANSA, che poi si occupa del solito spread. Lo spread A prestabile a 143, poi c'è l'altra vicenda giudiziaria, quella che riguardava infrastrutture lombarde, processo con rito immediato per Rognoni, l'ex direttore generale della società di Regione Lombardia, processo con rito immediato per l'ex direttore generale di infrastrutture lombarde Antonio Giulio Rognoni, così come per l'ex capo ufficio gare e appalti della società e per altre 6 persone, fra cui 4 legali. La richiesta è stata firmata oggi dal procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo e dai PM Paola Pirrotta e Antonio D'Alessio, titolari dell'inchiesta che a marzo scorso aveva portato in carcere gli stessi Rognoni e Perez
Ai domiciliari Maurizio Malandra, direttore amministrativo di Infrastrutture Lombarde, e gli avvocati Carmen Leo, Fabrizio Magri, Sergio De Sio, Giorgio Romitelli e l'ingegner Salvatore Primerano. A distanza di quasi 3 mesi, con l'ex direttore generale Rognoni e il suo allora braccio destro, Perez, a cui sono stati poi concessi i domiciliari, una serie di sequestri di conti correnti e misure interdittive, la Procura chiede un giudizio celere, il rito immediato, saltando cioè l'udienza preliminare nei confronti dei principali protagonisti dell'inchiesta, che fu uno dei casus belli nello scontro fra Robledo e il procuratore capo Bruti Liberati, con al centro presunte gare pilotate, tra cui una legata anche alla Piastra, la struttura base dell'Expo 2015, un appalto del valore di 1.200.000 euro per l'affidamento a professionisti esterni dei servizi legali per l'attività di Infrastrutture Lombarde, di supporto e assistenza a Expo 2015. Le accuse a vario titolo di associazione per delinquere, turbativa d'asta, truffa e falso. Così l'agenzia ANSA ancora dalla sua prima pagina di questa mattina, mentre in Iraq gli Stati Uniti inviano 275 soldati a protezione della loro ambasciata a Baghdad. Sul caso Biagi c'è un'altra notizia in prima pagina sull'agenzia ANSA, il caso dell'omicidio del giuslavorista Marco Biagi. Cinzia Banelli, la cosiddetta pentita delle nuove Brigate Rosse, è stata sentita dal sostituto procuratore di Bologna Antonello Bustapane nell'ambito della nuova inchiesta sulla mancata scorta al professor Marco Biagi. L'audizione di Banelli è durata oltre 6 ore e si è svolta in una caserma dei Carabinieri. Nella deposizione al processo in Corte d'Assise disse Banelli: se il professor Biagi avesse avuto una scorta armata non avremmo potuto ucciderlo, l'azione non sarebbe stata praticabile. E adesso veniamo alle altre questioni del giorno, da dove ci eravamo interrotti. Vediamo di pescare un po' dai fatti del giorno, cercando di risultare comunque di interesse e gradevoli. Primo piano del Fatto Quotidiano, che anticipa, come dicevamo, la trasmissione giovedì in seconda serata alle 23:15 sulla 7 del nuovo programma di Alan Friedman, Ammazziamo il Gattopardo e il gioco del potere, che si apre con l'intervista di un anno fa a Massimo D'Alema. Ma poi subito dopo c'è il focus sulla questione del Mose e della rete che ha spolpato il Mose, i facilitatori, una figura tipicamente italiana, non solo probabilmente, ma comunque in Italia ha trovato terreno fertile, che altrove si chiama lobbista, da noi invece ha una connotazione molto più legata al quattrino. Ecco come viene pagato un lobbista, scrivono Antonio Massari e Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano. Se il contratto fosse stato un contratto di lobby, sarebbe stata una prestazione reale. Se è formulata in modo diverso, è sicuramente una prestazione inesistente. A spiegarlo così dinanzi ai PM è Pier Giorgio Baita, amministratore della società Mantovani, uomo forte del consorzio Venezia Nuova, Fare Mose. Parole da tenere a mente, scrive il Fatto Quotidiano, nel giorno in cui il governo Renzi, stilando il nuovo codice degli appalti, sta pensando di introdurre una norma per legalizzare le lobby. Chiunque ricopra un ruolo istituzionale, se riceve un lobbista, dovrà annotare su un registro tutto sull'incontro. Si tratta di mettere sulla stessa linea di partenza tutte le aziende, ha detto il vice ministro Riccardo Nencini l'altro giorno al Corriere della Sera. Si tratta di evitare che chi è più vicino al governo possa trarne vantaggio. Questa è l'idea del governo Renzi. Qual è invece la realtà che emerge dagli atti dell'inchiesta? Con uomini di sottogoverno in costante contatto con il presidente del consorzio Venezia Nuova Mazzacurati, tra i facilitatori del sistema, sebbene non indagato, spicca Vincenzo Fortunato. Oggi, con il governo Renzi, Vincenzo Fortunato, una vita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è l'uomo chiamato a decidere la vendita del patrimonio immobiliare pubblico italiano. Non c'è soltanto Marco Milanese, il già braccio destro di Giulio Tremonti, che, secondo l'accusa, per spingere sul CIPE, Comitato Interministeriale Programmazione Economica, incassa 2 tranche da 500.000 euro. C'è una schiera di uomini da sempre nelle stanze del governo. C'è Erasmo V, costruttore romano, uomo imposto al consorzio da Altero Matteoli, che presenta Mazzacurati ad Andrea Collalti. Questo Collalti, non indagato, a sua volta è vicino all'ex presidente del CIPE Mario Baldassarri e alla galassia della vecchia Alleanza Nazionale. È Collalti che presenta Mazzacurati a Riccardo Capecchi, non indagato neanche lui, tesoriere dell'associazione Vedrò di Enrico Letta, cosicché Mazzacurati viene portato per mano dagli uomini della destra a quelli del centro-sinistra. Successivamente l'associazione di Letta Vedrò
sarà finanziata con 60.000 euro regolarmente fatturati. Erasmo 5 incasserà, secondo l'accusa, invece una tangente del 6,5% sulle opere. Per quanto riguarda Collalti, infine, 4 società a lui riconducibili riceveranno dal Consorzio Venezia Nuova 5 milioni di euro con fatture, secondo l'accusa, totalmente o in parte fittizie. È proprio la vicenda Collalti, prosegue il Fatto Quotidiano, a spiegare che nel sistema MOSE il CIPE, Comitato Interministeriale Programmazione Economica, è chiave e obiettivo di tutte le tangenti. I cambi di governo che si susseguono, Berlusconi-Monti-Letta, tra 2010 e 2012 impongono a Mazzacurati una rincorsa per trovare nuovi interlocutori. Questa storia insegna che se i ministri cambiano, i funzionari no e tantomeno i lobbisti. Andrea Collalti, chi è? Un commercialista romano, classe 1966. È in pratica Erasmo 5, il costruttore, secondo gli inquirenti vicino a Matteoli, all'ex ministro, che presenta Mazzacurati ad Andrea Collalti. E quest'ultimo a sua volta è vicino all'ex presidente del CIPE, Mario Baldassarri, e ad Alleanza Nazionale. Ed è Collalti che presenta Mazzacurati a Riccardo Cappecchi, tesoriere di Vedrò, l'associazione di Enrico Letta. Questo Collalti è un commercialista romano passato da simpatizzante dell'MSI, presente nelle società di Stato. In lui la cricca del Mose trova risposta ai problemi. Oltre a essere stato la cerniera di collegamento con la rappresentanza di Alleanza Nazionale al governo, Collalti è l'uomo che fornisce informazioni su quanto accade al CIPE, Comitato per la Programmazione Economica, che stanzia i quattrini. Del resto è uno dei suoi lavori principali. Nelle 3 pagine di curriculum Collalti scrive: esperto in istruzione e coordinamento pratiche di finanziamenti infrastrutturali presso il Ministero dell'Economia, il CIPE, il Ministero Infrastrutture e il Ministero Sviluppo Economico. Tradotto, sa come far ottenere i finanziamenti. E infatti svolge questa attività per CAL, Concessioni Autostradali Lombarde SPA, che opera in vista di Expo, per l'autostrada tirrenica Livorno-Civitavecchia, fortemente voluta dall'ex ministro Matteoli, e ovviamente per il MOSE. I pubblici ministeri, dopo aver perquisito le sedi delle società di Collalti, intestatarie di fatture del Consorzio Venezia Nuova per 5 milioni di euro, interrogano Mazzacurati e Baita sul motivo di questi versamenti. La consulenza è reale o no? Chiedono i PM a Baita, numero 1 della Mantovani. Non so cosa è scritto nel contratto, risponde Baita. So che Collalti svolgeva un'attività di lobby, chiamiamola così, presso le varie istituzioni romane, Presidenza del Consiglio, CIPE, Ministero dell'Economia. Insiste il PM. Quindi, in concreto, questo Collalti cosa doveva fare? Parlare, risponde Baita, portare notizie, spingere, perché la posizione di chi doveva votare nelle occasioni delle votazioni, insomma, quello che fa un lobbista. Le somme erano destinate tutte a Collalti o erano destinate anche a terzi? Chiedono i PM. Baita dice di non saper rispondere, può solo immaginarlo, anche perché è convinto che l'attività di lobby di Collalti non fosse fatta solo a base di cene e pranzi. I magistrati di Venezia aggiungono un tassello con l'interrogatorio di Mazzacurati. Collalti ci faceva, diciamo così, dice Mazzacurati, un'assistenza di lobbying soprattutto su un capitolo, che è il CIPE. Noi utilizzavamo Collalti che aveva contatti. E quindi chiedono i PM le somme, poi a chi andavano? Mazzacurati ammette, non lo sappiamo, Collalti si arrangiava lui, io non chiedevo, non c'era ragione di chiedere, anche perché avevamo riscontri positivi. Me lo aveva presentato Erasmo 5, costruttore romano, dicono gli inquirenti vicino a Matteoli. Io avevo un problema e lui mi ha risposto, noi a Roma usiamo Collalti. Quando ci siamo incontrati mi ha detto che lui faceva questo mestiere e che riusciva a dare tutte le informazioni su dove era la pratica, sulle pressioni che si potevano fare o no. La cosa ha funzionato. Mazzacurati ammette i riscontri dell'operato di Collalti sono positivi, come nel maggio 2010. Mazzacurati è in difficoltà, prosegue il Fatto Quotidiano, raccontando con Antonio Massari e Davide Vecchi la rete dei facilitatori che hanno spolpato il Mose. Mazzacurati, maggio 2010, in difficoltà, ha bisogno di 400 milioni per portare avanti il progetto Mose, finanziamento bloccato perché rischia bocciatura della Corte dei Conti. Si rivolge a chi può. Prima parla con Lorenzo Quinzi, direttore generale dell'Ufficio Centrale del Bilancio, un gradino sotto Vincenzo Fortunato, in quel momento capo di gabinetto del Ministero dell'Economia, ministro Tremonti. È tutta romana sta storia del Mose, fondamentalmente, come ha rimarcato giustamente il presidente del Veneto Zaia. I due, Quinzi e Vincenzo Fortunato è un uomo
che ha avuto una carriera strepitosa all'interno del Ministero dell'Economia in decenni. I due, Fortunato e Quinzi, si cercano e cercano inutilmente una via d'uscita. Quinzi saluta Mazzacurati spiegando: Quinzi è il direttore generale ufficio centrale del bilancio al Ministero dell'Economia, guidato come capo di gabinetto dal dottor Vincenzo Fortunato. Quinzi saluta Mazzacurati e spiega che lui e Fortunato vedranno lunedì Incalza, funzionario delle infrastrutture finito indagato nell'inchiesta Mose, per tutti gli argomenti del CIPE. Mazzacurati dice che può sentire il dottor Letta. Quinzi ribatte che lo può dire chiaramente al sottosegretario Letta, ma aggiunge che alla Camera non sa se ci siano margini di manovra. Sono ore frenetiche per Mazzacurati, che pochi giorni dopo dice di aver tentato anche la strada di Marco Milanese. I due si incontrano. Mazzacurati poi riferisce che il braccio destro di Tremonti ha chiamato dappertutto e tutti gli hanno detto che non c'è problema. La trattativa col sottobosco di governo prende l'interim e Collalti dice tra l'altro che è difficile riuscire a farlo firmare a lui, al premier, all'epoca Berlusconi. Bisogna trovare altre strade più rapide e agevoli. Il 12 maggio, 4 giorni, Collalti richiama Mazzacurati per avvisarlo della riunione del pre-CIPE. Ho l'ordine del giorno sotto mano, se vuole glielo mando, e spiega la soluzione. Mi hanno fatto capire che c'è al punto 6 dell'ordine del giorno la rimodulazione del quadro dei fondi infrastrutture. Potremmo essere lì dentro. Capito come è gestito il nostro quattrino, soldo pubblico? Dopo 2 settimane arriva la telefonata decisiva. Il pre-CIPE è andato bene. Ora ci sono 45 giorni di tempo per una ricognizione dei fondi, poi devono fare il decreto. Sempre il Ministero dell'Economia lo fa. A quel punto però è il CIPE che riassegna, con però il vincolo di dare al Mose almeno 400 milioni. Mazzacurati incredulo: non ho capito se è almeno o al massimo. E Collalti: no, è almeno. A me mi hanno detto almeno 400 milioni. Il re del Mose, Mazzacurati, ha risolto il suo problema, definisce la soluzione ottima. È ottima anche perché gestisce tutto il Ministero dell'Economia, dice Mazzacurati. Nel frattempo le altre pedine mosse da Mazzacurati, Quinzi e Fortunato al Ministero dell'Economia, avevano tentato altre strade. Vincenzo Fortunato, capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze dal 2001 al 2013, è sopravvissuto indenne a 10 diversi ministri e ha salutato il Ministero l'anno scorso per diventare liquidatore della società Stretto di Messina e poi gestire la SGR, Società di Gestione del Risparmio, del Fondo dei Fondi per le Dismissioni, cioè la società pubblica che si occupa di vendere gli immobili pubblici dello Stato. Vincenzo Fortunato, insieme a Quinzi, condivide la stessa longevità nel Palazzo dell'Economia. Quinzi è diventato vice capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture nel 2000 con Antonio Di Pietro. Nel 2012 arriva al Ministero di Tremonti. I due ottengono contratti con il Mose. Vincenzo Fortunato percepisce 500.000 euro dal consorzio per il collaudo dell'opera. Quinzi invece, come racconta Baita, diventa presidente della commissione che individuerà le banche con cui accendere i mutui per conto del Mose. Baita, Mantovani, uomo chiave della cricca, non si occupa solo di Mose, ha anche altre mire, come l'opera Valdastico Nord, e anche in questo caso le decisioni del CIPE sono fondamentali. Il governo è cambiato, sono arrivati i tecnici guidati da Mario Monti, ma il sistema non cambia, bisogna monitorare il CIPE, anche con i pizzini che, secondo un testimone, devono essere consegnati ai piani alti del Ministero Sviluppo Economico e del suo vice. Parliamo di Corrado Passera e Mario Ciaccia, entrambi con un passato in Banca Intesa San Paolo, entrambi non indagati nella vicenda del Mose. Per quanto concerne poi la storia della Valdastico Nord, Laura Minutillo, l'ex segretaria di Giancarlo Galan, in realtà Claudia, racconta ai pubblici ministeri di un messaggio destinato dalla cricca del Mose all'ex ministro Passera e al suo vice Ciaccia. La vicenda riguarda l'opera Valdastico Nord, essenziale per la costruzione dell'autostrada Brescia-Padova, alla quale erano interessati la Astaldi e Banca Intesa in qualità di soci. Non dimentichiamo, dice Minutillo, che l'attuale e allora ministro e viceministro era uno che si chiamava Passera e uno Ciaccia, che erano due di Banca Intesa, fatalità, che da Banca Intesa seguivano prima queste cose qua da soci, tant'è che Renato Chisso, ex assessore, diede questo foglietto in particolare al dirigente di Banca Intesa Pagani, che si sarebbe impegnato a far vedere a chi di dovere, al ministro Passera e al viceministro Ciaccia, dice l'ex segretaria di Galan.
se effettivamente tecnicamente era supportabile questa cosa, perché poi è sempre il ministero che dà l'ok, e se era un percorso valido da percorrere, però noi non avevamo copia, quindi Baita chiedeva se poteva aver copia. 20 giorni fa, conclude l'ex segretaria di Galano, ho appreso dai giornali che l'8 di marzo sarebbe stato fatto un CIPE dove si portava per risolvere la questione, avevano trovato la quadra a fare in modo che la concessione venisse rinnovata. Vincenzo Fortunato è tuttora a capo della società che gestisce gli immobili pubblici da vendere. Ladri e rapine? Chiama Sicuro. Nord Elettrica, sempre pronti a soddisfare i più esigenti. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. A proposito di Mose, uno degli uomini chiave è Pier Giorgio Baita, già numero uno dell'azienda Mantovani, che erano dei cardini del sistema del consorzio Venezia Nuova. Ed è uno dei grandi parlatori, come sta raccontando, di questa inchiesta. Poi naturalmente ci saranno tutti gli approfondimenti degli inquirenti per vedere se alle parole corrispondono i fatti narrati e via dicendo, cioè le verifiche del caso. Però c'è un articolo interessante di Giorgio Meletti oggi sul Fatto Quotidiano a proposito di Baita. La sua manovra sarebbe quella di fare il pentito parlare per tornare al centro delle operazioni. Leggendo l'intervista a Gian Antonio Stella del Corriere della Sera quasi ci si commuove. Pier Giorgio Baita, protagonista dello scandalo Mose, come Cincinnato, scrive Stella, si è ritirato a lavorare il suo campo. Addio appalti miliardari. Si è dato alla coltivazione dell'insalata, dei cetrioli, delle zucchine, delle melanzane e di vari tipi di pomodori, scrive Gian Antonio Stella. In più, ci fa sapere lo stesso Baita, ha una moglie un po' rompicoglioni che lo affligge col tormentone "ti sei sta mona, sei stato uno sciocco, un cretino", utile a dare l'idea dell'ingenuo che paga per colpe altrui. Solo che per dire le bugie serve ottima memoria, scrive Giorgio Meletti oggi sul Fatto Quotidiano. E invece Baita, nell'intervista di domenica sul Corriere della Sera a Gian Antonio Stella, sembra aver dimenticato quella di 2 giorni prima a Gianfrancesco Turano dell'Espresso. Qui il Cincinnato Baita ammette di essere proprietario del 5% delle azioni della Mantovani, che pure risulta interamente posseduta da Romeo Chiarotto e dai figli Giampaolo e Donatella.
Baita ha comprato la quota nel 2005 con l'accordo che l'avrebbe restituita ai Chiarotto entro 10 anni. L'anno prossimo la vera resa dei conti sarà tra il manager esperto di tangenti e i padroni della Mantovani sul prezzo delle azioni. Baita dunque è in partita e vale la pena di provare a non essere mona per capire il suo disegno. Il 6 luglio 2013, a 3 mesi dall'arresto per false fatturazioni, dopo aver raccontato ai magistrati tutto il raccontabile, Baita chiede di uscire dal processo, patteggia una condanna a 1 anno e 10 mesi. L'11 novembre 2013 costituisce con la moglie Isabella Nordio e il figlio Giacomo la società di consulenza Studio Impresa SRL, 80.000 euro di capitali. Meno di un mese dopo, 6 dicembre 2013, ottiene l'agognato patteggiamento. Poi deve solo aspettare pazientemente che arrivi l'ondata dei 35 arresti per lo scandalo Mose, in buona parte propiziati dalle confessioni sue e dell'ex segretaria di Galan Minutillo. E comincia il bombardamento, un'intervista via l'altra per spiegare al mondo che il marcio stava tutto nel consorzio Venezia Nuova e nel suo storico presidente, nonché compagno di merende di Baita, Mazzacurati, che opprimeva le imprese costruttrici del Mose con spaventose richieste di denaro. Un modo efficace per dare l'idea che il consorzio fosse stazione appaltante e le imprese come la Mantovani fossero sostanzialmente concusse. La realtà è invece che il consorzio è espressione delle imprese alle quali una legge speciale ha affidato la costruzione del Mose senza gara, 5 miliardi e mezzo. La Mantovani del consorzio rappresenta il 43%. Le poste in gioco, scrive Meletti, sono due. Intanto i brevetti del Mose, sviluppati a spese dello Stato ma detenuti dalle imprese del consorzio. Esempio, la FIP, controllata dai Chiarotto, quindi da Mantovani, ha registrato a suo nome il brevetto per le cerniere delle paratoie mobili. Poi c'è il futuro, la gestione e la manutenzione delle dighe mobili. Appalto eterno. Per tenere il controllo di entrambi i fronti, Baita deve ottenere l'azzeramento del consorzio, il cui nuovo presidente, Mauro Fabris, ex politico mastelliano, cresciuto anche lui nel sistema Baita Mazzacurati, proprio stamani incontra il ministro delle infrastrutture Lupi per parlare del futuro e per chiedere al governo di far qualcosa per tornare in possesso di brevetti lautamente finanziati.
anzi nulla, visto che era determinata tutta da Roma. Nel 2012, tra 16 giugno acconto e 16 dicembre, la tassa ha fruttato 7 miliardi e 4 di acconto il 16 giugno, 16 miliardi e 2 il 16 dicembre, ovvero nel 2012 l'IMU è costata al portafoglio degli italiani 23 miliardi e 600 milioni. Nel 2013, fra 16 giugno e 16 dicembre, l'IMU viene a costare dapprima 9 miliardi e 150 milioni, il 16 dicembre con l'acconto 10 miliardi e 3. Totale, in virtù del fatto che è stata messa da parte per un attimo la prima casa, 19 miliardi e 450 milioni contro i 23 miliardi e 600 milioni dell'anno precedente con Mario Monti. Arriva Renzi e cambia tutto naturalmente, no? Uno dice, benissimo, questo qui deve rinnovare, cambiare, sarà più leggera la batosta. Si scopre invece che l'IMU viene accompagnata dalla Tasi e viene accompagnata anche dalla Tari. Il tutto si chiama IUC, imposta unica comunale, che di unico non c'è niente perché sono tre parti, ma come direbbe Totò è la somma che fa il totale. Allora proviamo a fare la somma. Questo 16 giugno entrano nelle casse pubbliche 10 miliardi 450 milioni. Poi, siccome si è complicato ulteriormente il giro di riscossione, c'è un acconto da 1 miliardo e 4 al 16 ottobre per i comuni che entro il 10 di settembre faranno le loro scelte sull'aliquota Tasi. Il 16 dicembre toccherà pagare 11 miliardi e 850 milioni. Fanno 23 miliardi e 700 milioni, superata la soglia record di Mario Monti 2012. Ma non è finita, perché questo è il conto di IMU e Tasi. C'è anche la Tari. Dalla Tari quanto incasserà lo Stato quest'anno? 7 miliarducci di euro. Il totale fa 30 miliardi e 700 milioni contro i 23 miliardi e 600 milioni dell'anno di Mario Monti. Forza Renzi!
il cui contenuto è rimasto un po' misterioso perché sul sito della Presidenza del Consiglio non se ne aveva traccia. Oggi va alla firma di Napolitano, ma forse il contenuto è rimasto misterioso perché non è proprio encomiabilissima a occhio e croce sta manovra qua. Il decreto legge sulla pubblica amministrazione approvato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri ha infatti una caratteristica ben precisa. È una specie di deregulation a favore anche degli enti assolutamente non virtuosi, riapertura delle porte al nuovo personale nel nome del ricambio generazionale, dice il governo Renzi. Tuttavia, lo notava l'altro giorno, ieri sul Sole 24 Ore, Gianni Trovati, l'articolo era a pagina 3, tuttavia nemmeno stavolta le regole cercano di distinguere chi ha davvero bisogno di nuove assunzioni rispetto a chi invece, prima di assumere, farebbe meglio rimettere in sesto i propri conti, prima di assumere altra gente. Insomma, i soldoni sono quei comuni dove il personale è già in eccesso e che sono localizzati in determinate zone della Repubblica Unitaria. L'aumento del turnover permetterà di dedicare alle assunzioni fino a 6 decimi dei risparmi ottenuti con le cessazioni di attività dell'anno prima, facendo crescere del 50% gli spazi per le assunzioni, anche in quei comuni che hanno già 10 volte i dipendenti dei comuni virtuosi. Si tratta della regola sulla fine dei trattenimenti in servizio e delle regole sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con 40 anni di anzianità. Gli enti locali condividono queste regole con il resto della pubblica amministrazione. Si liberano insomma degli spazi e c'è la possibilità di assumere di più. Il meccanismo delle assunzioni riparte anche in quei comuni come Napoli e tanti comuni della Sicilia, dove la spesa per il personale è cresciuta fino ad assorbire più della metà delle uscite correnti totali. In tali casi viene cancellato il blocco totale che impediva anche di firmare contratti a tempo determinato e si prevede un ben più morbido obbligo di riportare in 5 anni il peso del costo del lavoro sotto il 50% delle spese correnti. Insomma, intanto assumete pure, poi ci si penserà. Continuano nel frattempo a rimanere non attuate le norme che avrebbero dovuto scrivere regole diverse a seconda del grado di virtuosità dei comuni nella spesa per il personale. Inattuate anche le norme che erano state scritte per ridurre il peso dei dirigenti negli organici locali. Sui dirigenti il nuovo decreto permette che una quota fino al 30% della dotazione organica dei dirigenti possa essere coperta con incarichi a tempo, con un parametro che triplica in sostanza quello che è il limite attuale del 10% che è in vigore nelle città con più di 250.000 abitanti. Si raddoppia il limite che è del 13% oggi per le città fra 100 e 250.000 abitanti. Negli altri comuni fino a ieri si poteva arrivare al 20% massimo di dotazione organica dirigenziale di dirigenti coperti con incarichi a tempo. Insomma, maggior possibilità di assumere anche dirigenti, oltre che di assumere addetti nei comuni, perfino quelli dove già scoppiano di personale in eccesso, possono assumere tranquillamente, come Napoli e tanti comuni della Sicilia, lo citava esplicitamente ieri il Sole 24 Ore. La riforma organica, al di là di queste deroghe, cioè assumete, tanto paga Pantalone, la riforma organica della pubblica amministrazione invece è fuori del decreto, è stata affidata a una legge delega che significa campacavallo. Da subito invece c'è una norma interessante che riguarda gli uffici di staff dei sindaci e degli assessori. Gli uffici di staff di sindaci e assessori potranno adesso dare incarichi anche a chi non ha i titoli di studio o professionali necessari per coprire qualifiche negli organici, potranno dare incarichi in più. Saltano in sostanza i vincoli per gli uffici di supporto ai sindaci e agli assessori, perché il decreto, qui facciamo lo stesso discorso del famoso decreto lavoro, primo provvedimento del governo. Il decreto lavoro che interessava Poletti alle Coop è stato fatto appunto per decreto, cioè valido subito. Tutto il resto, legge delega, il futuro, le promesse. Anche venerdì scorso in Consiglio dei Ministri è andata così. Per decreto la possibilità di assumere per i comuni spreconi e la possibilità di prendere più dirigenti a termine per i comuni. Per decreto anche la possibilità per gli uffici di supporto ai sindaci e agli assessori che possono a questo punto dare incarichi all'interno di questi uffici di staff, cioè di stretta collaborazione col sindaco e gli assessori,
possono dare incarichi anche a persone che non sono in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali che la legge impone per ricoprire qualifiche e posizioni analoghe all'interno degli organici del comune medesimo. Insomma, si può dire, scusate la volgarità, a cani e porci possiamo dare ciò che vogliamo noi, i sindaci e gli assessori. Anche questa sembrerebbe, per carità, con tutta la cautela, ma sembrerebbe, usiamo questo bel condizionale, una norma leggermente in controtendenza con quello che viene annunciato pubblicamente dal governo. Insomma, se uno non ha il titolo di studio o i requisiti professionali che la legge impone per andare a coprire una posizione in un comune, ci potrà andare lo stesso, e questo è stato deciso per decreto, basta che lo decida il sindaco o l'assessore. Salta anche il criterio di calcolo consolidato che blocca le assunzioni nelle società interamente partecipate o controllate dagli enti locali se la spesa di personale delle aziende o del comune che le controlla supera il 50% delle spese correnti di gruppo. In cambio si prevede che gli enti controllanti coordinino le politiche assunzionali delle società, cioè bla bla bla. Insomma, saltano i limiti, si potrà assumere. Che bello, poi si dirà che finalmente è arrivato il Premier che ha permesso di assumere tanta bella gente. Poi c'è un capitolo che riguarda anche le famose consulenze. Le consulenze distribuite dagli enti locali non potranno assorbire più del 75% della spesa sostenuta lo scorso anno, ma i contratti saranno non più sottoposti alla Corte dei Conti, al controllo preventivo della Corte dei Conti, tranne quando valgono più di 10.000 euro all'anno a favore dello stesso soggetto. Insomma, una deregulation anche in questo caso. Non male, vero? Quello che ha deciso per decreto il Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì. Tutto il resto è affidato alla legge delega, cioè al si vedrà. Un'altra delle novità del periodo, poi per la verità, come abbiamo visto, e in non pochi casi ormai nell'esperienza pur breve del governo, le cose per decreto vengono fatte, quelle che interessano veramente, le altre vengono annunciate.
Tra le cose annunciate c'è la dichiarazione dei redditi precompilata che lo Stato manderà a casa del contribuente e riguarderà 35 milioni di italiani, anche i dipendenti privati, oltre a quelli pubblici e ai pensionati. Lo prevede il decreto che venerdì dovrebbe ricevere il via libera del governo, venerdì prossimo. Il meccanismo sarà operativo dall'anno prossimo e riscriverà il calendario degli adempimenti fiscali, ci comunica il Sole 24 Ore in prima pagina. Chi accetterà i calcoli dell'Agenzia delle Entrate non sarà più soggetto ai controlli. Questo è il punto. Voi vi fidate di quello che il fisco a un certo momento vi chiede mandandovi il modulo precompilato? E se non ti fidi cosa fai? Devi controbattere? Insomma, bellissima sta idea qua del modello 730, però se accompagnata forse a una semplificazione drastica, perché se, come diceva il segretario Salvini e come ci ha spiegato parzialmente, ma ne riparleremo il professor Borghi Aquilini, ed è l'idea della Lega, si semplifica e si fa una flat tax, cioè una tassa unica, mettiamo, in Ungheria è al 16% la tassa sul reddito delle persone fisiche, punto, tu guadagni X, paghi il 16% di X. Se si fa così, a un certo punto diventa facilissimo anche per il contribuente calcolarsi la tassa e non c'è bisogno che lo Stato ti mandi a casa il modulo precompilato, perché anche tu sei capace di fare il 16% di 50, di 30, di 100, no? Il tuo reddito ci paghi sopra il 16%. Fine degli adempimenti fiscali. Se rimane l'attuale sistema italiano fiscale e l'Agenzia delle Entrate ti manda a casa quanto devi pagare, tu ti fidi? Sei sicuro? Non è che poi per caso fai dare una controllatina al ragioniere, al commercialista e devi entrare in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate? Punto di domanda. L'altra questione che il quotidiano di Confindustria continua ad affrontare è quella del Mose e della sanità. Le polizze delle USL venete finiscono al Consiglio di Stato. Oltre alla Tangentopoli, anche la Parentopoli nella sanità all'epoca di Galan. Nel ricorso di Marsh si ipotizza un conflitto di interessi. Willis, il broker vincitore dell'appalto per l'assicurazione delle ASL del Veneto, farà risparmiare 9 milioni di euro all'anno rispetto al passato, rispetto all'eredità Galan.
EU, che comunicherà a questo punto poi come il sito sia in fase di costruzione. Appuntamento a fine giugno, dice Gianluca Marchi, che però torna anche su un tema di attualità, su una giornata importante, quella in cui il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge per l'indizione di un referendum sull'indipendenza del Veneto. La consultazione sostenuta dalla Lega servirà per chiedere ai veneti se sono favorevoli a fare della regione una repubblica indipendente e sovrana. Il progetto è passato con divisioni trasversali agli schieramenti e alle forze politiche, voti favorevoli 30 su 45 consiglieri presenti, 12 contrari, fra cui Partito Democratico e Italia dei Valori. Altri consiglieri non hanno partecipato al voto, numerosi esponenti di Forza Italia fra questi. Tra i favorevoli il governatore Luca Zaia, presente nel gruppo della Lega, e il presidente del Consiglio regionale Veneto Ruffato del Nuovo Centrodestra. Il giorno prima il Consiglio aveva votato un'altra legge presentata da esponenti del partito di Alfano che dà mandato al presidente Zaia di negoziare col governo l'indizione di un referendum sull'autonomia differenziata del Veneto. Questa sovrapposizione fra due iniziative legislative ha creato un po' di confusione, scrive Gianluca Marchi, col sospetto che il PDL, la proposta di legge sull'autonomia, potesse affossare quella sull'indipendenza. Non è avvenuto e il progetto di legge numero 342 è stato approvato, quella per l'indizione di un referendum con un oggetto molto più forte, l'indipendenza, giusto appunto, del Veneto. Possiamo dire, commenta Gianluca Marchi, che sia coronata la prima parte del sogno che quasi 2 anni fa portò Indipendenza Veneta, movimento esterno al Consiglio regionale, a intraprendere questa strada, elaborando la fatidica risoluzione 44, votata fin dall'autunno 2012, nel Consiglio regionale del Veneto. Il Parlamento Veneto è arrivato all'approvazione dopo circa un anno di tentennamenti. Ora bisogna esserne consapevoli. Comincerà il difficile col governo italico che di certo presenterà ricorso alla Corte Costituzionale e con Zaia, la sua giunta e il Consiglio che saranno chiamati a resistere perché venga dato ai veneti il diritto di esprimersi sull'indipendenza. Sarà un bel braccio di ferro magari per arrivare a celebrare il referendum in concomitanza con le elezioni regionali in Veneto dell'anno prossimo, scrive Gianluca Marchi, che leggiamo sempre con affetto e con un certo ricordo anche di bei tempi che furono. Intanto noi ci gustiamo il resto del concerto numero 3 per pianoforte e orchestra di Sergei Rachmaninov con Vladimir Horowitz al pianoforte e Zubin Mehta alla direzione dell'orchestra.